un salto nel È buio. un salto nel buio, è stato un esperimento, ecco. Direi che la cosa fondamentale è studiare. Benvenuti a una nuova puntata di Artigiani, Ritorno al futuro, il podcast di CNA Veneto. Oggi siamo a Venezia insieme a Gloria De Andrea nel suo negozio Le Pietre di Venezia. Ciao Gloria, Ciao, grazie per buongiorno. l'ospitalità. Gloria, partiamo subito dal nome, perché il tuo nome dà l'idea di qualcosa di materico, appunto Le Pietre di Venezia, come la celebre opera di Ruskin, però il tuo lavoro di artigiana poi è diverso. Ce lo vuoi raccontare? Diciamo, è un'interpretazione un po' dagli studi che ho fatto, perché ho fatto architettura, ho preso questa laurea magistrale in architettura e quindi ho studiato John Ruskin, Le Pietre di Venezia, da cui ho preso il nome della bottega. E quindi ho fatto un po' questo percorso fin da quando sono nata, credo, artistico, tra virgolette, artistico artigianale. E ho studiato le tecniche di rappresentazione, ho fatto poi design con specializzazione in teatro e quindi direi che ho completato i miei studi con una visione artistica importante, direi, architettonica artistica. Poi ho deciso di aprire la bottega artigianale perché ci tengo molto alla città e vorrei che le persone che vengono qui a Venezia, perché apro una parentesi, Venezia è una città piccola ma è cosmopolita perché ha tantissimi eventi internazionali e vengono persone da ogni parte del mondo. E quindi vorrei che queste persone potessero vedere Venezia da altri punti di vista che non sono quelli del turista tradizionale, diciamo, che va a San Marco, ma che possano valorizzare in qualche modo anche dei dettagli, perché i dettagli sono quelli che rendono grande una città. E tu, scusa se E ti sono quelli più interrompo. faticosi da fare anche. Esatto, recuperi nei tuoi lavori, sia appunto nelle tele che nei foulard, eccetera, proprio le texture dei palazzi veneziani. Ci vuoi raccontare un po' questo particolare? Io disegno, perché il lavoro parte sempre col disegno a mano, io disegno dettagli di palazzi storici o della Basilica di San Marco o magari anche sculture, non solo pietre nel senso di pavimenti o di pareti, muri, ma anche sculture appunto. E quelle importanti, quelle che possono avere una storia legata appunto alla città e ai contatti che la città ha avuto con il mondo. Per esempio, i dettagli tipo questo è uno dei pavimenti della Basilica di San Marco ed è tondo. Significa che i lavoratori in epoca medievale, questi si chiamano dettagli bizantini, i lavoratori tagliavano la pietra in questo modo per fare le parti tonde nei pavimenti, per esempio. E questi invece sono quadrati o comunque hanno delle regolarità, delle forme quadrate. E anche questo taglio era importante perché così li posizionavano componendo delle forme geometriche differenti. Ma che riscontro hai? Perché l'hai detto tu prima, questa è una città cosmopolita, noi siamo padovani, ma ogni volta che si viene a Venezia scopri veramente che c'è il mondo letteralmente a Venezia. È il suo bello, a volte anche il suo brutto, perché porta a una massificazione. Tu vai in direzione opposta, cioè vai proprio a cercare il piccolo dettaglio che magari non è conosciuto o lo capisci dopo. Che riscontro hai con il pubblico? Perché poi la tua bottega è qui vicino a Rialto, immagino che avrai un afflusso di persone importante con cui ti confronti. Che riscontro hai dai tuoi clienti? Allora, quando ho aperto io non capivo bene cosa stavo vendendo e le persone non capivano cosa stavo vendendo. Cioè c'è stato diciamo, un grande punto interrogativo. Okay. Però la cosa bella è che adesso le persone capiscono
quando entrano qui in bottega capiscono già quello che sto facendo solo dalla vetrina e sono molto curiose. Sono interessate, gli piacciono, gli fa piacere capire e conoscere la città in maniera un po' differente. Quindi anche un turista un po' più educato, Sì, più colto sì, rispetto sì, magari sì, al sì, turista sì, mordi e fuggi. sì. E in questa dinamica ho visto Ma che... anche se non sono colti, però quando io gli spiego Ok. a livello storico come sono state fatte le cose, perché hanno preso determinate cose rispetto ad altre, loro sono entusiasti, sono molto interessati. Molto, molto interessante. Ho visto anche che sei presente online con un e-commerce. Sì. Qual è la percezione? Hai persone che vengono conoscendoti già? Hai invece clienti che arrivano per caso? Cioè, come conquisti il tuo cliente? Ecco, questo è direi per il nostro tempo storico, una situazione un po' caotica. È tutto fuori dal mio controllo, perché per esempio è venuto un giornalista brasiliano Ok. che mi ha chiesto di fare un filmato Mhm. sulla bottega e parlandomi e facendomi un po' di domande. E questo poi a mia insaputa ha pubblicato, cioè no, mi ha chiesto se Certo, poteva, io ho certo. detto sì, sì, non c'è problema. Poi lui ha pubblicato si può dire, Sì, sì. su Instagram e pare che questo giornalista, che io non sapevo chi fosse, sia conosciutissimo in Brasile e molti brasiliani sono venuti in bottega perché hanno visto il filmato di questo giornalista, per Quindi esempio. Venezia si riconferma cosmopolita, però anche ormai in un'epoca in cui il web ci permette di arrivare dappertutto, nascono mille opportunità. E proprio in termini di opportunità, che consiglio daresti a un ragazzo, una ragazza che oggi vuole seguire questa sua passione o una sua passione legata al mondo dell'artigianato, che spesso, ne parlavamo magari fuori onda, è visto come una cosa antica, invece tu dimostri che è molto più moderna e contemporanea di quanto si possa credere. Qual è stato il tuo punto di svolta? Che consiglio daresti a un ragazzo o ragazza appunto che dice no, voglio provare anch'io a fare questa cosa, a seguire un mio sogno? Di cambiare subito idea. No, scherzo, in realtà io sono molto contenta, però è un lavoro faticoso Certo. e poi gli artigiani sono, diciamo, la parte della società che è un pochino meno valorizzata, meno tutelata, nonostante tutte le ore di lavoro che ci sono. Però a livello proprio di piacere, di soddisfazione, è giusto provare a fare. Io quando ho aperto non avevo praticamente niente rispetto a quello che ho adesso. Tuffo senza paracadute è Senza stato. paracadute, però avevo parlato con Roberto Paladini, che è il mio direttore Sì. del CNA, e lui mi diceva: ma guarda che interessante questo progetto. Io gli dicevo, per esempio, per i foulard, gli dicevo: guarda, io vorrei provare a fare qualche stampa anche su tessuto, cosa dici? E lui mi diceva: prova, perché secondo me è una buona idea. E infatti ho provato e appena li ho fatti, in 4-5 giorni sono finiti subito, per esempio. Quindi hai avuto subito una risposta positiva, piaceva il prodotto. Positiva, ma non solo dai turisti, anche dai residenti. E quindi, però è tutto stato, diciamo, un'incognita. È un salto nel buio. È un salto nel buio, è stato un esperimento, ecco. Direi che la cosa fondamentale è studiare. Cioè, è questa la cosa fondamentale, fare sempre ricerca, studiare sempre, perché altrimenti, come diceva Bertolt Brecht, che è stato un grande drammaturgo, senza conoscenza non si può rappresentare. Ma possiamo dire che questo tuo lavoro oggi poi è il culmine di un percorso comunque in cui hai saputo mischiare, Esatto, perché esatto, tu appunto esatto. parlavi di teatro, parlavi di esperienze diverse che apparentemente non c'entrano con quello che fai e invece magari sono state determinanti. No, sono fondamentali perché la differenza, per esempio, tra un artigiano e un artista è proprio questa, che l'artigiano fa materialmente la cosa, l'artista non è detto. Cioè, ci sono artisti che commissionano, quindi sì, anche quello è un discorso complesso, difficile,
Una cosa importante, secondo me, un libro importante potrebbe essere il libro di Benjamin dei primi del Novecento, l'opera d'arte nell'era della riproducibilità tecnica, perché dobbiamo fare comunque un confronto con la tecnologia, è inevitabile. Anche perché tutti le tue opere, i tuoi prodotti che poi vendi nascono da una tua idea, da una tua progettazione, quindi sono tuoi Sì, fondamentalmente. sì. Io mi studio parti della città, le pietre in particolare, e poi le analizzo, le compongo e sviluppo i dettagli. Li sviluppo sia su carta che su tela che appunto con applicazione grafica e quindi con la tecnologia. E poi faccio le stampe, per esempio, sui foulard, sulle cartoline. È impensabile. Io all'inizio, quando ho aperto, facevo le cartoline a mano, ma non riuscivo perché avevo più richiesta Certo. che offerta, quindi non riuscivo a star dietro a questa cosa. Perciò, per fortuna, esistono le stamperie. Come ha insegnato, no, Andy Warhol all'epoca. Esatto, esatto. No, però veramente io qui mi trovo in un contesto pieno di colori, pieno di modernità e di tradizione. È anche bella questo riuscire a far convivere Mix, sì. una tradizione millenaria come quella di Venezia con Sì, però sì. le nuove frontiere e dell'arte, ma anche della modernità del lavoro. Sì, bisogna convivere, poi la tecnologia comunque è un aiuto, è un supporto importante e anche lì sarebbe un discorso da sviluppare molto complesso, però sì, riuscire a fare tutto completamente a mano oggi è impossibile. Beh, soprattutto immagino con le mole di richiesta che si hanno Sì, diventa insostenibile. Oppure dovresti mettere dei prezzi da gioielleria. Esatto, e diventa impossibile. Bene, io ringrazio Gloria De Andrea e vi do appuntamento a un nuovo episodio di Artigiani Ritorno al Futuro, il podcast di CNA. Grazie e alla prossima. Ti è piaciuta la puntata? Allora iscriviti al canale di CNA Veneto, lascia un commento e seguici sui social.